E di 6 morti e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla A4 all'altezza di San Donà di Piave in direzione Trieste. Un furgone ha tamponato un auto articolato, traffico in tilt. L'impennata dei casi Covid ha riaperto il dibattito su una nuova introduzione della mascherina, ma il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, frena. Al momento dice: non vedo pericoli per la nostra regione. La stangata del caro bollette continua a colpire i comuni, c'è già chi spegnerà le luci di notte, non allestirà le luminarie a Natale, cittadini preoccupati per la sicurezza, Lanci, situazione non gestibile alla lunga. Inaugurato al Marinelli di Udine un murale lungo 50 metri dedicato al Tiepolo, è stato realizzato dagli studenti del liceo con la tecnica dell'acrilico su muro nell'ambito di un progetto lanciato dall'associazione Itineraria. Domenica primo derby stagionale tra CDA Talmassons e Itas Martignaco nella Supercoppa regionale. San Giorgio di Nogaro ospiterà il primo assaggio di A2 che inizierà proprio con il replay del derby. Buonasera e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con una terribile notizia, una tragedia lungo la A4 sul versante veneto. È accaduta oggi pomeriggio un incidente stradale in cui 6 persone, di cui 5 disabili, hanno perso la vita. L'episodio è accaduto tra San Donà di Piave e Cessalto e ha coinvolto un furgone di un'associazione del terzo settore. Il servizio. Una terribile tragedia si è verificata nel pomeriggio lungo la A4, nel tratto a 3 corsie all'altezza del casello di San Donà di Piave, tra l'entrata e l'uscita dello svincolo verso Trieste. Erano circa le 16 quando un furgone di proprietà di un'associazione romagnola attiva nel terzo settore è andato a schiantarsi nella corsia centrale contro un auto articolato per cause in corso di accertamento. Non si esclude al momento che il conducente abbia avuto un colpo di sonno. L'impatto è stato terribilmente violento, tanto che il pulmino su quale viaggiavano in totale 7 persone è finito praticamente del tutto sotto il mezzo pesante. 6 passeggeri sono morti, un settimo è invece rimasto gravemente ferito. 5 delle 6 vittime erano disabili. Al momento del sinistro erano segnalati rallentamenti anche attraverso i pannelli a messaggio variabile a causa del traffico intenso tra Meolo Roncade e il bivio A4-A28. Per permettere i soccorsi, Autovie Venete ha provveduto immediatamente a chiudere il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste, inevitabili le code e i disagi per gli automobilisti. Non possiamo accettare che la A4 passi alla storia per essere l'autostrada con un quotidiano bollettino di guerra, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia. Ora è il momento del dolore, della vicinanza alle famiglie delle vittime, ma il problema resta e va risolto in maniera radicale. E secondo un primo bilancio, i 6 morti sarebbero l'autista e 5 passeggeri disabili appartenenti all'associazione Centro 21 che si occupa di assistenza a giovani disabili. Il furgone sarebbe partito nel primo pomeriggio da Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Non è chiaro se l'automezzo di proprietà del Lions sia stato dato in prestito oppure donato all'associazione. E voltiamo pagina. L'impennata dei casi Covid ha riaperto il dibattito su una nuova introduzione della mascherina nei luoghi chiusi, una possibilità lasciata dal Ministero della Salute alle singole regioni. Oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è espresso a riguardo, sottolineando che al momento non ci sono gli estremi per introdurre nuovi obblighi. Oggi non vedo pericoli, confrontandomi anche con la nostra task force sul Covid. Anche i ricoveri che vediamo, i numeri non sono di persone principalmente, qualcuno sì, ma principalmente di persone ricoverate a causa del Covid, ma persone ricoverate per altre cause che poi si scoprono positivi, ma il Covid non comporta l'ospedalizzazione. Quindi siamo di fronte a una popolazione per gran parte coperta grazie al vaccino, molti coperti anche per infezione avvenuta e oggi i contagi che vediamo, fortunatamente rispetto al passato, non comportano un intasamento del sistema sanitario. 1413 casi con una media di 1214 casi ogni 7 giorni. Il Covid viene tenuto sotto controllo e al momento non fa paura grazie ai vaccini, per i quali è fondamentale fare richiami in particolare per i soggetti fragili. Come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio, dobbiamo affrontare la pandemia con grande pragmatismo, senza la lotta ideologica di chi vorrebbe chiudere tutto a prescindere e chi invece dice che il Covid non esiste. Bisogna affrontare, rispetto anche all'evoluzione del virus stesso e le armi che abbiamo a disposizione per combatterlo, la situazione con
strumenti specifici per quel determinato momento, altrimenti io ho visto purtroppo in questi anni l'ideologizzazione della pandemia, che è una follia, cioè qua è diventata una lotta politica, la lotta a un virus, è qualcosa di ridicolo, purtroppo l'abbiamo vista e l'ho subita anche sulla mia pelle. Il Friuli Venezia Giulia è una delle 4 regioni in cui l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti Covid supera la soglia fissata al 15%. La nostra regione raggiunge infatti il 16,9% e si posiziona dopo la provincia autonoma di Bolzano, l'Umbria e prima della Valle d'Aosta. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.401 casi su un totale di 5.834 tamponi, 6 le persone decedute. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 212. Adesso cambiamo argomento. Il comune di Premariacco spegne le luci da mezzanotte. Le bollette, come succede in altri enti della nostra regione, sono troppo care, così il primo cittadino Michele De Sabata ha preso una decisione definita sofferta. Sindaco De Sabata, siete tartassati dalle bollette, l'ultima che è arrivata quant'è? L'ultima che è arrivata è di 26.000 euro. Detto questo, una decisione sofferta che ci siamo trovati a prendere. Alla fine dell'anno noi saremo obbligati, fra virgolette, a pagare 220.000 euro solo della pubblica illuminazione, e da qui arriva questa decisione drastica che ha fatto oggi un po' di rumore. Dal 15 ottobre a mezzanotte spegneremo le luci perché il nostro impianto non ci permette altro, e quindi accendere e spegnere, di conseguenza questo faremo. È stata fatta una delibera e al giorno 15 inizieremo questo tipo di cura, diciamo, da cavallo, perché i bilanci del comune restino salvi. A chi dice che verrebbe a mancare la sicurezza? I ladri non hanno problemi di luce o no, purtroppo è una amara constatazione, non c'è nessuna correlazione fra i furti e la pubblica illuminazione. Senz'altro la sensazione è di avere meno sicurezza, ma è una sensazione come quella del caldo recepito. Ci auguriamo che non succeda nulla, ma davvero non c'è nessuna correlazione fra i furti e la pubblica illuminazione. E ora sentiamo quelle che sono le reazioni dei cittadini di Premariacco alla decisione dell'amministrazione comunale. Il sindaco di Premariacco ha deciso di chiudere dal 15 di ottobre l'illuminazione pubblica da mezzanotte fino alle 7. Cosa mi dice? Io potrei anche essere d'accordo, però è troppo buio la sera, cioè è troppo pericoloso. Mi sembra una buona idea per venire incontro un po' e risparmiare qualcosina, mi sembra una pensata sensata. Non sono contraria che facciano quello che ritengono giusto, però insomma un po' di luce. Insomma, una volta facevano una luce sì, una no. Io farei un lampione sì e uno no, come si era già fatto anni fa, e mi sembra una cosa più equa. Ma va bene, tanto fuori non si può stare più di tanto, per cui non servono tenerle accese. È giusto. Voglio dire, il fatto che poi il paese sia al buio. Al buio sì, però se non c'è un'alternativa al rincaro della corrente da qualche parte bisognerà correre ai ripari, credo. Sarebbe una buona cosa veramente. Oggi con caro bolletta non si arriva più a fine mese, quindi, ma non solo io, come tante famiglie qua. Ci sono degli aspetti secondo me negativi e positivi. Negativi per la sicurezza notturna delle persone, positiva sicuramente per le bollette. Va bene, che si chiudano le luci a mezzanotte, io vado a dormire di solito, quindi per me è anche ok. Se tutto è al buio, anche la questione sicurezza forse viene un pochino meno, ma siccome noi sappiamo che le nostre bollette sono salatissime, bisogna fare qualcosa per risparmiare. E anche a Cividale si stanno facendo dei ragionamenti per seguire l'esempio di Premariacco. Cividale si prepara ad attuare le contromisure per fronteggiare l'aumento astronomico delle bollette. Al momento la giunta guidata dal sindaco Daniela Bernardi ha accantonato 700.000 euro, ma le preoccupazioni rimangono. La mia preoccupazione è: succede qualche cosa, siccome le strade sono strade sì pubbliche ma del comune di Cividale, poi se succede qualcosa diventa responsabilità del primo cittadino, del sindaco, e quindi ne risponde. Questo è il ragionamento che nell'ultima settimana stiamo cercando di orientarci su delle scelte. La numero 1 dell'amministrazione comunale ducale, tra l'altro, annuncia che è cambiata la modalità anche di utilizzo degli uffici pubblici, suggerendo anche di indossare un abbigliamento più pesante. Ovviamente noi dobbiamo garantire che le scuole abbiano
oltre che illuminazione anche il riscaldamento. Bisognerà cercare di razionalizzare anche questo, garantendo il riscaldamento a tutti in maniera ovviamente un po' attenta, ma soprattutto bisognerà cercare di far sì che una maglietta in più, qualche cosa in più si debba mettere. E un'altra notizia è rappresentata dal fatto che potrebbero essere a rischio le luminarie natalizie. Cividale probabilmente non avrà le luminarie, non posso però anticipare la sorpresa che riusciremo a fare. Stiamo, e grazie comunque anche agli operatori commerciali, ragionando su come rendere bella la città, lietante la città, ma ovviamente non con le luci. Quest'anno è possibile fare degli interventi di emergenza sulla spesa corrente, ma per l'anno prossimo ci sono molte incognite. Il presidente di ANCI FVG, che rappresenta i 215 comuni della regione, chiede una norma che permetta agli enti locali di non rimanere indifesi rispetto al caro bollette. Sentiamo. La decisione del Comune di Premariaco di spegnere le luci pubbliche, con altri municipi che stanno facendo in queste ore le stesse riflessioni, ipotizzando di accantonare fondi per pagare le bollette, è una soluzione momentanea perché c'è una norma che lo consente, ma poi il problema si riproporrà il prossimo anno e questa è la preoccupazione mossa dal presidente dell'ANCI, Favot. Quest'anno è stata fatta proprio una norma a livello proprio nazionale per superare questo problema. Però è come chiedere a un buon padre di famiglia che è stato bravo a risparmiare perché magari voleva, che ne so io, fare un intervento straordinario sulla sua casa piuttosto che acquistare una casa nuova, non lo può più fare perché deve pagare le bollette. Per il prossimo anno bisognerà fare delle valutazioni e soprattutto fare in modo che ci sia una sensibilità da parte, in modo particolare, del governo successivo e anche di quello attuale ovviamente e anche dell'amministrazione regionale, affinché possa essere data una mano ai comuni a riuscire a chiudere i bilanci con dei finanziamenti aggiuntivi. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che ciascuna amministrazione comunale di qualsiasi colore sia non può permettersi oggigiorno di andare a chiedere ulteriori sforzi ai cittadini e ovviamente anche alle imprese che già oggi con le loro bollette sono presi male e non sanno come andare avanti per pagare queste spese. E grazie al risparmio ottenuto dallo spegnimento dell'illuminazione pubblica per 4 ore al giorno, il Comune di Porcia ha istituito un fondo bollette per la popolazione. In una settimana i 65.000 euro sono stati esauriti da oltre 160 domande. Sono letteralmente andati bruciati i fondi del Comune di Porcia, messi a disposizione dei cittadini per far fronte alle maxi bollette energetiche. In una settimana sono arrivate in municipio 165 domande che hanno prosciugato i 65.000 euro del bando bonus energia, finanziato grazie al risparmio ottenuto dallo spegnimento dell'illuminazione pubblica per 4 ore al giorno, una scelta dell'amministrazione a seguito degli effetti della pandemia e del conflitto russo-ucraino che stanno incidendo negativamente nella vita quotidiana e sul bilancio familiare dei cittadini, specialmente quelli delle fasce più deboli. La somma media erogata dal Comune di Porcia sarà di circa 400 euro per richiedente, il che coprirà la domanda di 162 famiglie a fronte di una media costo della somma tra bollette di luce, gas e acquedotto nei mesi di copertura che arrivano a più di 2.000 euro a utenza. Le tante domande, spiega il sindaco Sartini, testimoniano il sempre più grave problema del pagamento delle bollette. Purtroppo, dice, i fondi sono esauriti e per il momento non è possibile dare ulteriori sostegni comunali. Attendiamo, conclude Sartini, un intervento del governo. La cronaca, ultime battute del processo in Corte d'Appello per l'omicidio per droga avvenuto a Mortegliano nel giugno 2020. La pubblica accusa ha chiesto la conferma delle condanne a 24 e 16 anni in primo grado nei confronti di Raimondo Raiola e Jorge Wilfredo Martinez. Delitto di Mortegliano, la pubblica accusa ha chiesto la conferma delle condanne in primo grado, è quanto emerso dall'udienza di oggi in Corte d'Appello a Trieste, dove è iniziata la discussione sulla morte del 24enne afghano Rahmani Zazai, avvenuta l'8 giugno 2020. L'uomo fu ferito alla testa con un colpo di pistola 2 giorni prima durante una rapina per droga finita male nei campi proprio di Mortegliano. Al termine della requisitoria, il procuratore generale Carlo Sciavicco ha chiesto ai giudici di confermare le condanne a 24 e 16 anni di reclusione comminate al 46enne Raimondo Raiola e all'honduregno di 32 anni Jorge Wilfredo Martinez. I due erano stati riconosciuti colpevoli dell'omicidio lo scorso dicembre dalla Corte d'Assise
del Tribunale di Udine. La prossima udienza si terrà tra 2 settimane, quando a parlare saranno gli avvocati Massimo Cescutti e Paolo Bevilacqua, difensori di Raiola e Martinez. Non ci si può più fidare di nessuno, nemmeno dei parenti. Oggi una donna di 51 anni di Pagnacco è stata condannata a 1 anno di reclusione dal Tribunale di Udine per aver truffato la zia. Truffa alla zia per 20.000 euro, condannata a 1 anno di reclusione, pena sospesa. È terminato così il processo alla 51enne Giuliana Dellizzotti, residente a Pagnacco, riconosciuta oggi colpevole dal giudice del Tribunale di Udine, Giulia Pussini. Stando alle accuse, la donna realizzò una falsa scrittura privata sottoscritta nel 2016 con la quale la zia si sarebbe riconosciuta debitrice nei suoi confronti per 20.000 euro. Per ottenere la somma, nel 2018 la nipote sollecitò l'estinzione del debito attraverso una raccomandata, per poi agire in sede giudiziaria, ottenendo nel 2019 l'emissione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine. La firma incalcia il documento, commenta il difensore della 51enne, l'avvocato Michele Mellano. È stata disconosciuta dalla zia, ma le perizie hanno dimostrato la sua autenticità. Scontato il ricorso in appello. I carabinieri hanno arrestato una trentenne di Udine accusata di aver commesso una serie di furti in abitazione ai danni di anziani soli in casa tra Pinzano, Cimano e San Daniele. È finita agli arresti domiciliari la donna che commetteva furti in abitazione ai danni di anziani soli in casa. Nei guai una trentenne di Udine che agiva in concorso con una 53enne, questa denunciata in stato di libertà. Le indagini sono iniziate il 7 febbraio, quando i militari del radiomobile di Spilimbergo erano intervenuti a Pinzano al Tagliamento, dopo che erano stati commessi in veloce sequenza un furto in abitazione ai danni di una 65enne della zona, nonché 2 ulteriori tentati. Nella stessa mattinata, anche nel comune di San Daniele del Friuli, erano stati commessi 2 reati analoghi ai danni di anziani. Uno era finito in rapina per la resistenza opposta dalla vittima nei confronti di 2 sconosciute donne descritte in maniera del tutto simile a quelle ricercate per furti a Pinzano. L'individuazione fotografica di una delle autrici, unitamente all'indagine di natura tecnica portata avanti nei mesi successivi dai carabinieri, ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità a carico di entrambe le donne, che sono state quindi deferite all'autorità giudiziaria. Per la trentenne è stata richiesta e ottenuta la misura degli arresti domiciliari. Ora un aggiornamento sull'incidente in A4 che è costato la vita a 6 persone, con il quale abbiamo aperto il nostro telegiornale. Le vittime del tamponamento tra un furgone e il tir che lo precedeva lungo l'A4 sono 4 donne e 2 uomini, tra cui l'autista del veicolo. L'unica passeggera superstite è una donna ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Mestre. A bordo del furgone c'erano componenti dell'associazione Centro 21 di Riccione, presieduta dall'ex sindaco Massimo Pironi. Ancora nessuna traccia di Alberto Cacciti, il pensionato 81enne di Tolmezzo, disperso ormai da 3 giorni tra i boschi di Verzegnis, Tolmezzo e Cavazzo Carnico. Nonostante l'utilizzo di droni, mezzi aerei e cani molecolari, le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, dei militari del SACS non hanno individuato alcun elemento utile per seguire qualche traccia. Polemica sui ricongiungimenti dei migranti. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, non retrocede e anzi rilancia sulla sua proposta di legge per rivedere la norma. Nessun passo indietro, rivedere la legge sui ricongiungimenti per evitare che il peso dell'accoglienza ricada sui comuni. Perché c'è una norma italiana, che è sostanzialmente quella del testo unico sull'immigrazione, che è a maglie molto più larghe rispetto alla direttiva comunitaria. Noi abbiamo proposto una realtà, abbiamo detto guardate che questo è il modello Monfalcone, cioè questo succede qua. Noi il 75% dei nostri fondi welfare lo dedichiamo agli extracomunitari. Sulle possibili ricadute per i minori il sindaco rigetta ogni polemica. Ma no, guardi, io penso che non si può parlare quando si vuole di Europa e quando non ci sta bene, ma senza capirne i motivi, allora immaginare situazioni che poi alla fine non esistono, perché la norma prevede che al di sotto dei 14 anni non valgano ci siano le deroghe. Quindi io penso che bisogna essere un po' consci delle problematiche reali che hanno i territori. Io non ho portato avanti un discorso di Monfalcone, ho dimostrato cosa succede a Monfalcone, ma questo è un accadimento italiano. Ci spostiamo a Udine, asta deserta per 133 bottiglie sequestrate il 3 agosto al caffè Contarena per conto del comune. Questo è solo uno dei fronti della guerra tra Palazzo d'Aronco e la società Spritz Time che gestisce lo storico locale.
Forse poco appetibili, forse troppo costose. Sta di fatto che nessuno ha fatto offerte per le 133 bottiglie sequestrate il 3 agosto al caffè Contarena per conto del comune di Udine come riscossione crediti. Le bottiglie sono state messe all'incanto questa mattina a un prezzo base di 3.000 euro, ma l'asta è andata deserta. Il lotto sarà riproposto tra una settimana a prezzo base dimezzato. Questo è solo uno dei fronti della guerra tra municipio e la società Spritztime che gestisce lo storico locale. Un altro fronte riguarda un'avvertenza civile con la quale la Spritztime ha chiesto a Palazzo d'Aronco i danni subiti per una chiusura forzata nel 2019. La chiusura fu necessaria per la messa a norma dell'impianto elettrico. Il 3 ottobre il giudice del Tribunale di Udine Francesco Venier ha disposto una perizia per quantificare i danni. Per fine ottobre poi è attesa la sentenza del Consiglio di Stato sullo sgombero del locale e la rescissione del contratto ordinati dal Comune a causa degli affitti non pagati. In prima battuta il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva dato ragione al municipio e la società era ricorsa al massimo giudice amministrativo. Terremoto finanziario alla Cimolai di Pordenone dopo che l'agenzia Bloomberg ha rivelato un'esposizione con le banche per quasi 400 milioni di euro a causa di operazioni sui derivati. L'azienda ha risposto con una nota confermando alcune criticità per operazioni avvenute all'insaputa dei vertici, in vista un aumento di capitale che potrebbe coinvolgere anche realtà estere. Settimana nera per la Cimolai, azienda pordenonese leader nelle costruzioni metalliche con opere realizzate in corso in tutto il mondo. Domenica la morte del fondatore Armando, i cui funerali sono stati celebrati mercoledì a Fontana Fredda. Ora le voci, fatte circolare attraverso l'agenzia di stampa Bloomberg, di una possibile crisi finanziaria dell'azienda legata a operazioni riguardanti i derivati che avrebbero messo in ginocchio i conti. Secondo Bloomberg, la cifra di esposizione con le banche sfiorerebbe i 400 milioni di euro tra Deutsche Bank, Unicredit e Intesa San Paolo, voci alle quali l'azienda guidata da Luigi Cimolai risponde ora con una nota con la quale si legge che il gruppo intende rassicurare i propri dipendenti e il mercato circa il suo presente e il suo futuro. Nonostante la drammatica congiuntura nazionale e internazionale, la gestione caratteristica è soddisfacente ed in linea con le attese. Il portafoglio ordini, oltre 800 milioni di euro, va avanti la nota ai massimi storici e potrà beneficiare ulteriormente degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR. L'indebitamento ordinario sarebbe del tutto fisiologico. L'unica problematicità, prosegue l'azienda, è rappresentata da alcuni contratti derivati emessi all'insaputa del presidente degli organi sociali che per effetto della repentina caduta del corso dell'euro nei confronti del dollaro presentano criticità. Per questo è stato dato mandato alla SARD di esaminare l'intero portafoglio degli strumenti finanziari ed eventualmente rinegoziare o impugnare tali contratti. Questo lavoro è ancora in corso e non è dunque ancora possibile quantificare l'ammontare delle reali ricadute sui conti aziendali. Per affrontare i problemi di natura finanziaria, conclude la nota, il gruppo ha in corso di definizione un aumento di capitale, il cui ammontare sarà definito solo dopo che la SARD avrà terminato il suo lavoro, al quale sono interessate anche realtà industriali estere. La siccità ha causato in Friuli Venezia Giulia un danno da 250 milioni di euro. La Regione ha chiesto al governo che venga riconosciuto lo stato di eccezionalità legato alla situazione di grave carenza idrica. 250 milioni di euro. E questa è la stima dei danni al settore agricolo causata quest'anno in Friuli Venezia Giulia dalla siccità. Una cifra stratosferica per la quale la giunta regionale, su proposta dell'assessore Stefano Zanier, ha chiesto oggi al governo di riconoscere lo stato di eccezionalità legato alla situazione di grave carenza idrica che ha colpito e sta colpendo la nostra regione. Zanier ha però voluto andare oltre, prospettando l'obbligo da parte degli agricoltori di munirsi di una polizza assicurativa. Punto cruciale, e questo già con la nuova programmazione che inizia col prossimo anno è stato inteso attivarlo a livello nazionale, è che dovrà esserci un metodo, un meccanismo, uno strumento con il quale l'assicurazione di fatto sia, non dico obbligatoria ma quasi, perché non possiamo pensare di intervenire ogni volta in via straordinaria per qualsiasi tipo di evento, primo perché è onerosissimo sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista dell'imprenditore, e secondo perché i fondi di solidarietà, in quanto di solidarietà, possono avere capienze anche troppo basse rispetto a un montante di danni che, ricordo, per la siccità di quest'anno noi, pur non avendo i dati certi in quanto le raccolte sono ancora in corso, si stima possa arrivare a circa 250 milioni di euro per il solo Friuli Venezia Giulia. Trepoli Gosullo ha presentato oggi il progetto Insieme ripartiamo dal legno, con cui il piccolo comune carnico ha portato aiuto alla città croata di Gvoz, devastata dal terremoto del 2020. Ripartire dall'economia del legno come volano post-terremoto.
E questo è il messaggio che la comunità di Trepoli Gossullo ha voluto portare a quella di Gvozd, cittadina croata distrutta da diverse scosse di terremoto tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Dalla Carni infatti è partito un carico di legname da opera fondamentale per la ricostruzione di 4 abitazioni inagibili a causa del sisma. Le case sono state consegnate alle famiglie a febbraio. È stata un'iniziativa importante perché la nostra protezione civile ha aiutato i comuni croati che sono stati colpiti dal terremoto. Quindi la costruzione di questi edifici, soprattutto la valorizzazione del patrimonio del legno, è stata una delle occasioni grazie alle quali in questa bellissima sala in comune a Trepoli Gossullo abbiamo avuto modo di approfondire le ragioni di questo risultato di solidarietà importante e anche di aprire una finestra sulla valorizzazione del patrimonio boschivo e delle sue capacità dal punto di vista economico di poter vedere ulteriormente sviluppata la filiera del legno. Cerimonia alla caserma Spaccamela di Udine per l'assegnazione della bandiera di guerra del 14° Reggimento Alpini al reparto Comando e Supporti Tattici Iulia. La bandiera di guerra del 14° Reggimento Alpini è stata assegnata al reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Iulia al termine di un viaggio iniziato il 29 settembre a Roma. Il 14° Alpini della Iulia era nato il 9 gennaio del 1908 e si era stabilito nella caserma Feruglio di Venzone nel 1993. In seguito a vari provvedimenti dello Stato, nel 2005 era stato sciolto. Ora, dopo 30 anni, ha cambiato denominazione, diventando appunto il 14° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini. La bandiera di guerra, che è stata consegnata oggi nel corso di una cerimonia che si è svolta all'interno della caserma Spaccamela di Udine, accompagna un reparto militare sia in tempo di pace che in combattimento ed è il simbolo dell'onore dell'unità militare che lo custodisce, rappresentandone le tradizioni, la storia e il ricordo dei suoi caduti. È una cerimonia importante e storica anche perché questa bandiera ritorna in Friuli dopo essere stata per tanti anni. C'è stata una buona partecipazione come sempre perché le truppe alpine sono amate, tra l'altro siamo vicini alla donata del prossimo anno, quindi c'è un forte calore, una forte partecipazione da parte di tante persone che come sappiamo sono legate alle truppe alpine. Inaugurato al Marinelli di Udine un murales lungo 50 metri dedicato al tiepolo. È stato realizzato dagli studenti del liceo con la tecnica dell'acrilico su muro. Un murales alto 2,5 metri e lungo 50 metri arricchisce ufficialmente da oggi il giardino interno del liceo scientifico Marinelli di Udine. Realizzato con la tecnica dell'acrilico su muro dagli studenti dello stesso istituto, coordinati dai docenti Chiara Pecile, Lorenzo Valle, Caterina Vallini e Gabriele Del Pin, fa parte di un progetto lanciato a Udine da Itineraria nell'ambito del Festival del Tiepolo che coinvolge anche altre realtà cittadine. Per arrivare alla realizzazione del lavoro, gli studenti del Marinelli hanno partecipato a una serie di lezioni sul maestro veneziano e visitato i luoghi che ospitano le sue opere. Il Festival del Tiepolo è articolato in più sezioni, una fondamentale a cui teniamo molto ha a che fare con le scuole per la riqualificazione degli ambienti cittadini, anche di aree abbandonate. L'iniziativa è un'occasione per far apprezzare l'arte e le sue bellezze e può essere presa quale esempio di valorizzazione di alcune zone della città. Da qui il sostegno del Comune all'iniziativa. Hanno saputo poi interpretare il tiepolo inserendo proprio le loro, interpretazioni personali. Spero che questo esempio venga accolto anche da altre scuole perché ci sono grandi potenzialità da esprimere e l'amministrazione intende essere di supporto a queste iniziative. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, dopo di noi spazio al TG sportivo, in primo piano il volley con il derby tra Itas Martignaco e CDA Talmassons per la Supercoppa regionale, poi calcio e molto altro. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.